Siamo qui raccolti nella chiesa cattedrale in questo mattino del Giovedì Santo per celebrare la solenne Missa Chrismatis. Questa Eucaristia, durante la quale il Vescovo benedice il Sacro Crisma, l'olio degli infermi e l'olio dei catecumeni, è considerata una delle principali manifestazioni della pienezza del sacerdozio del Vescovo e un segno della stretta unione dei presbiteri e dei diaconi con lui. Insieme, però, questa celebrazione è anche festa di tutti i battezzati, popolo di sacerdoti, unti e consacrati con i sacramenti del battesimo e della cresima. Oggi, quindi, si manifesta il mistero della Chiesa, corpo di Cristo, organicamente strutturato nella varietà di doni e servizi che edificano il popolo di Dio. Proprio in questo clima di festa, vescovo e presbiteri rinnovano le promesse sacerdotali fatte il giorno dell'ordinazione per continuare a servire Cristo e i fratelli e le sorelle con l'annuncio della parola, la grazia dei sacramenti e la testimonianza di un'autentica carità pastorale. Ci sentiamo in questa celebrazione particolarmente uniti nel ricordo e nella preghiera con i sacerdoti che celebrano quest'anno il Giubileo di ordinazione presbiterale. 65° anniversario Monsignor Tarcisio Bolzan, 60° anniversario Monsignor Egidio D'Almagro, Monsignor Ferruccio Sant, Monsignor Mario Casagrande, Padre Giovanni Battista Guidolin e Sua Eminenza il Cardinale Beniamino Stella. 50° anniversario Don Luciano Cescon. 25° anniversario Don Vittorio Battistuzzi, Don Mirko Dalla Torre, Don Federico Gava, Don Luca Modolo, Don Stefano Sitta. 10° anniversario Don Mauro Polesello e il primo anno di ordinazione episcopale del nostro Vescovo Sua Eccellenza Monsignor Riccardo Battocchio. Accogliamo la processione d'ingresso con il canto Popolo Regale nella prima facciata del foglietto.
Te lo
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle carissimi, in questo giovedì santo, in prossimità dell'annuale celebrazione pasquale di Cristo morto, sepolto e risorto, in forza della consacrazione battesimale e del sacerdozio ministeriale, siamo convocati come popolo regale, assemblea santa, stirpe sacerdotale, per celebrare le grandi opere di Dio. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Per il canto del Gloria ci dividiamo in due cori, navata centrale e transetto. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Benedicimus Te.
Preghiamo. O Padre, che hai consacrato il tuo unico Figlio con l'unzione dello Spirito Santo e lo hai costituito Messia e Signore, concedi a noi, resi partecipi della sua consacrazione, di essere testimoni nel mondo della sua opera di salvezza, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Lo Spirito del Signore è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le pieghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, veste di lode invece di uno spirito mesto. Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio sarete detti. Io darò loro fedelmente il salario, concluderò con loro un'alleanza eterna. Sarà famosa tra le genti la loro stirpe, la loro discendenza in mezzo ai popoli. Coloro che li vedranno riconosceranno che essi sono la stirpe benedetta dal Signore. Parola di Dio. Per sempre canteremo l'amore del Signore. Per sempre canteremo l'amore del Signore.
trovato Davide mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato, la mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. Per sempre canteremo l'amore del Signore. La mia fedeltà e il mio amore saranno con Lui, e nel mio nome si innalzerà la sua fronte. Egli mi invocherà, tu sei mio Dio e roccia della mia salvezza. Per sempre canteremo l'amore del Signore. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Grazie a voi e pace da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero. E per Lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, amen. Dice il Signore Dio: io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Parola di Dio. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli
gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Parola del Signore. Spero non suoni come una mancanza di rispetto se in questo momento solenne mi approprio delle parole pronunciate da Gesù prima dell'ultima cena con gli Apostoli, secondo l'Evangelista Luca. E dico: ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi. Torno con la mente alla celebrazione della Messa del Crisma dello scorso anno. Ero a Padova e il vescovo Claudio, concludendo l'omelia, disse: «Andate, presbiteri e diaconi, andate voi, sacerdoti e profeti, a lavorare nella vigna del Signore. Va, Don Riccardo, anche tu, come vescovo, a servire la Chiesa sorella di Vittorio Veneto». Ecco, fra i tanti pensieri che giravano per la testa in quel momento c'era anche questo: se prima non mi viene un accidente, l'anno prossimo presiederò la Messa del Crisma a Vittorio Veneto con il presbiterio, i diaconi, i fratelli e le sorelle della Chiesa alla quale sono inviato per servirla come pastore. Era un pensiero consolante e in questo senso posso dire: ho tanto desiderato. E spero che sia un desiderio condiviso e che oggi si possa dire: abbiamo tanto desiderato vivere insieme questa Pasqua. Siamo qui come presbiterio, unito al Vescovo, per rinnovare l'eccomi, con il quale abbiamo risposto in libera obbedienza alla chiamata a servire il Signore Gesù e la sua Chiesa. Saluto in particolare tra i presbiteri quelli che celebrano anniversari particolari della loro ordinazione. Saluto i presbiteri che appartengono a comunità religiose, coloro che vengono da altre chiese locali e trascorrono i giorni di Pasqua qui, da noi. Ci sentiamo uniti anche ai presbiteri della nostra diocesi che non possono o non vogliono essere fisicamente presenti. Sappiamo. Saluto in particolare, ricordo gli anziani che sono in casa di riposo,
li ho visitati nei giorni scorsi, che sono nelle loro case. Ricordo Don Mario Borga che è ricoverato all'ospedale. Siamo uniti anche a Don Egidio Menon che è in Uganda e al Vescovo Corrado e a Don Paolo a Tagnassù. E leggo con piacere il messaggio che ieri mi ha inviato il Vescovo Corrado. Carissimo Monsignor Riccardo, confratelli presbiteri, diaconi, consacrati e consacrate, fratelli e sorelle laici, vi raggiungiamo in questo momento di profonda comunione spirituale per inviarvi il nostro saluto ed esprimere la nostra vicinanza ecclesiale, che supera ogni lontananza. Le celebrazioni del Giovedì Santo, facendo memoria dell'istituzione dell'Eucaristia e del sacerdozio ministeriale, ci invitano non solo a ringraziare il Signore per i Suoi doni, ma anche a invocare con grande insistenza i doni dell'unità e della comunione. Uniti a voi in questa preghiera, desideriamo augurarvi una serena e feconda settimana santa e anticipare a tutti voi gli auguri di buona e santa Pasqua. Fraternalmente, Vescovo Corrado, Don Paolo Salatin. Invocando e accogliendo i doni dell'unità e della comunione, siamo qui come popolo di Dio, variamente rappresentato. Saluto in particolare i più giovani, i cresimandi o cresimati che sono tra noi. Siamo qui per risvegliare la coscienza del nostro essere, in quanto battezzati, un popolo di sacerdoti. Insieme formiamo un popolo di uomini e donne che Dio ha consacrato perché siano segno e strumento del suo desiderio di donare a tutti la possibilità di vivere senza paura nella libertà. Non senza problemi, non senza fatiche, ma senza paura nella libertà. Vescovo, presbiteri, diaconi, consacrati, consacrate, famiglie, fedeli laici di età e condizioni diverse. Insieme ci riconosciamo discepoli, amici, fratelli e sorelle di Gesù, il Cristo. È Lui che lo Spirito del Signore ha consacrato con l'unzione e ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. E vorrei attirare la vostra attenzione su questi due verbi: ha consacrato, ha mandato. Sono due verbi che definiscono l'identità di Gesù e allo stesso tempo chiariscono l'identità di coloro che sono uniti e unite a Gesù tramite la fede e il battesimo e i sacramenti. Essere consacrati non significa essere separati dalla gente comune, trovarsi in una condizione privilegiata e garantita. La consacrazione, in senso cristiano, dice appartenenza a quel Gesù che è il Cristo, l'unto, il consacrato. Dice una condivisione di origine e di destino. E gli oli, sui quali tra poco invocheremo la benedizione della Santissima Trinità, esprimono con particolare efficacia il senso della consacrazione. L'olio dei catecumeni richiama il battesimo che ci unisce a Cristo e alla Chiesa. E non vi dispiaccia se richiamo qui alcune parole del documento finale della 16ª Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, là dove dice: dal battesimo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo scaturisce l'identità del popolo di Dio. È dunque dal battesimo, in cui Cristo ci riveste di sé e che fa rinascere dallo Spirito come figli di Dio, che nasce la Chiesa sinodale missionaria. Poi l'olio degli infermi
ci ricorda la fragilità della nostra condizione umana, anche la fragilità di noi, presbiteri, vescovo, diaconi, ma ci ricorda insieme la cura con la quale Dio si fa vicino a noi quando siamo deboli e malati, una cura che si esprime anche attraverso la presenza di coloro che si fanno prossimi a chi è nella solitudine e nella malattia. E infine il crisma, l'olio profumato, segno della conferma del battesimo. Ed è stato un dono di grazia per me in questi mesi iniziare ad amministrare il sacramento della confermazione in giro per la diocesi. E il crisma è segno della consacrazione e della missione propria dei ministri ordinati, in particolare del vescovo e dei presbiteri, chiamati ad annunciare il Vangelo con l'autorità stessa del Cristo e a edificare la comunità ecclesiale in nome dello stesso Gesù Cristo. Ecco, lo Spirito del Signore mi ha consacrato, mi ha mandato, ci ha consacrato, ci ha mandato. Ogni consacrazione, quella battesimale e quella dei ministri ordinati, è per la missione. E il nostro essere qui è un riflesso, speriamo non troppo pallido, della missione del Figlio di Dio, colui che lo Spirito Santo ha consacrato e mandato. E come già il Figlio di Dio, anche noi non siamo mandati in un mondo già bello e sistemato. Non siamo inviati per gestire con maggiore o minore abilità un sistema dove i pezzi funzionano ordinatamente. Non siamo a servizio di un algoritmo. Siamo mandati come cristiani in un mondo che ha bisogno di salvezza da tanti punti di vista. Non vorrei sembrare banale, ma mi permetto di dire che se il mondo fosse già a posto, forse non ci sarebbe bisogno di tanti cristiani. E aggiungo, se le nostre comunità fossero già belle e sistemate, forse non ci sarebbe bisogno di tanti preti e forse neanche del vescovo. Come Gesù, anche noi siamo mandati in contesti non risolti. Pensiamo da una parte ai drammatici eventi di questi giorni, ma pensiamo anche alle fatiche che sperimentiamo nell'accompagnare nella fede la vita delle comunità parrocchiali e della diocesi nel suo insieme. E so quanta fatica e spesso quanta solitudine sperimentino i presbiteri e in genere le persone impegnate nella missione pastorale. Non è il caso di stupirci di questo. È giusto provare dispiacere se le cose non vanno come potrebbero e dovrebbero andare. È giusto soffrire per questo, ma non è da cristiani, non è da consacrati e mandati chiuderci nel lamento o lasciarci prendere dal risentimento, dalla rabbia, perché viviamo in un mondo che ha bisogno di salvezza. E la salvezza ci è donata in colui che lo Spirito del Signore ha consacrato e mandato. Noi, consacrati e mandati, siamo a servizio di questa salvezza. Lo Spirito Santo faccia di noi dei servi fedeli, inutili ma solo in senso evangelico, servi fedeli del lieto annuncio della grazia di Dio, della sua infinita bontà e misericordia.
all'interno di tutto il popolo sacerdotale. Ora, vescovo e presbiteri rinnovano le promesse sacerdotali, con le quali si sono resi disponibili a servire Cristo nella Chiesa. Partecipiamo in silenzio a questo momento, seguendo il rito nel foglio. Figli carissimi, nella memoria annuale del giorno in cui Cristo Signore comunicò agli Apostoli e a noi il suo sacerdozio, vogliamo rinnovare le promesse a suo tempo fatte davanti al nostro Vescovo e al popolo santo di Dio. Vogliamo unirci più intimamente al Signore Gesù, modello del nostro sacerdozio, enunciando a noi stessi e confermando quei sacri impegni che, attratti dall'amore di Cristo, abbiamo assunto liberamente verso la Chiesa. Vogliamo essere dispensatori fedeli dei misteri di Dio per mezzo della Santa Eucaristia e delle altre azioni liturgiche e adempiere il ministero della parola di salvezza sull'esempio di Cristo, capo e pastore, lasciandoci guidare non da interessi umani, ma dall'amore verso i fratelli. E voi, figli carissimi, pregate per i vostri sacerdoti. Il Signore fonda su di loro l'abbondanza dei suoi doni, perché siano fedeli ministri di Cristo, sommo sacerdote, e vi conducano a Lui, unica fonte di salvezza. Per tutti i nostri sacerdoti preghiamo. Ascoltaci, Signore. E pregate anche per me, perché sia fedele al servizio apostolico affidato alla mia umile persona e tra voi diventi ogni giorno di più immagine viva e autentica di Cristo sacerdote, buon pastore, maestro e servo di tutti. Per il nostro Vescovo Riccardo preghiamo. Il Signore ci custodisca nel suo amore e conduca tutti noi, pastori e gregge, alla vita eterna. Possiamo sedere. Si forma ora la processione offertoriale. I diaconi e i ministri presentano al Vescovo, insieme al pane, al vino e all'acqua, anche l'olio per il sacro crisma e gli altri oli santi. Una parte dell'olio per il crisma proviene dal progetto Olio di Capaci, olio ottenuto dalla spremitura delle olive, ricavate dagli uliveti del Giardino della Memoria, parco dedicato alle vittime della lotta alla mafia. Il crisma sarà preparato con oli essenziali aromatici e con l'essenza di bergamotto offerta dalla diocesi calabrese di Locri Gerace. Con l'antico inno O Redemptor invochiamo Cristo, perché l'olio diventi segno vivo della grazia divina che infonde lo Spirito Santo, libera dal male e sostiene nelle prove. Carmen temet conci
profeta alma luce, ac sacrandum produit, fertoc prona presens turba, salvatoris seculi. Consecrare tu dignare, rex perennis patriae, ac olivum signum vivum, iora contra demonum. Ecco l'olio per il Santo Crisma. Ecco l'olio degli infermi. Ecco l'olio dei catecumeni. Lotamente sacro fonte, affogantur crimina, uncta fronte sacro sancta, influunt charismata. Ordenatus ex parentis, album implens virginis, presta lucem claude morte, Chrismatis consortibus. Sit dies festa nobis, secularum seculis, sit sacra
Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceveva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il nostro e tutta la sua santa Chiesa. La potenza di questo sacrificio, Signore, cancelli l'antica schiavitù del peccato e faccia germogliare in noi novità di vita e salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con l'unzione dello Spirito Santo hai costituito il Tuo Figlio unigenito, mediatore della nuova ed eterna alleanza, e con disegno mirabile hai voluto che il suo unico sacerdozio fosse perpetuato nella Chiesa. Egli comunica il sacerdozio regale a tutto il popolo dei redenti. Nel suo amore per i fratelli ne sceglie alcuni che mediante l'imposizione delle mani rende partecipe del suo mistero di salvezza, perché rinnovando nel suo nome il sacrificio redentore, preparino i tuoi figli al convito pasquale. Servi premurosi del tuo popolo, lo nutrano con la parola e lo santifichino con i sacramenti, donando la vita per te e per la salvezza dei fratelli, si conformino all'immagine di Cristo e ti rendano sempre testimonianza di fede e di amore. E noi, o Signore, insieme con tutti gli angeli e i santi, cantiamo con esultanza l'inno della tua lode. Dominus
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Riccardo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, gli Apostoli, San Tiziano e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Il Vescovo benedice ora l'olio degli infermi,
che conferisce ai malati il rimedio per le infermità dell'anima e del corpo e ottiene il perdono dei peccati. O Dio, Padre di ogni consolazione, che per mezzo del tuo Figlio hai voluto recare sollievo alle sofferenze degli infermi, ascolta la preghiera della nostra fede. Manda dal cielo il tuo Spirito Santo Paraclito su quest'olio, frutto dell'olivo, nutrimento e sollievo del nostro corpo. E fondi la tua santa benedizione, perché quanti riceveranno l'unzione ottengano conforto nel corpo, nell'anima e nello spirito e siano liberati da ogni malattia, angoscia e dolore. Questo dono della tua creazione diventi olio santo da te benedetto per noi, nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria per sempre. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto che io sarò salvato. L'Eucaristia è distribuita in fondo alla navata centrale, alla fine dei posti riservati ai sacerdoti concelebranti e nelle navate laterali davanti ai primi altari. Disponiamo il nostro cuore all'incontro con il Signore in questo sacramento di salvezza e accompagniamo questo momento con i canti riportati nel foglietto. Sei in mezzo a noi, Signore tuo
Sei in mezzo a noi, Signore, tu vivrai, l'amore per sempre ci unirà. Ubi caritas est vera, Deus tibi est, congregavit nos in unum Christianum, exultemus et in ipso iucundemum, timeamus et amemus Deum vivum, et ex corde diligamus nos in cielo. Ubi caritas est vera, Deus ibi est, simul ergo cum in unum congregamur, e nos mente dividamur, caveamus, cessent iurgia maligna, cessent lites, et in medio nostris vit Christus Deus. Ubi caritas est vera, Deus ibi est. Preghiamo. Concedi, Dio Onnipotente, che rinnovati dai santi misteri diffondiamo nel mondo il buon profumo di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Vescovo benedice ora l'olio dei catecumeni.
segno della fortezza che viene dal Signore e destinato a coloro che si preparano a ricevere il battesimo. Subito dopo sarà benedetto l'olio del crisma per i sacramenti del battesimo, della cresima, dell'ordine sacro e per consacrare le chiese e gli altari. O Dio, sostegno e difesa del tuo popolo, benedici quest'olio, nel quale hai voluto donarci un segno della tua forza divina. Concedi energia e vigore ai catecumeni che ne riceveranno l'unzione, perché illuminati dalla tua sapienza comprendano più profondamente il Vangelo di Cristo. Sostenuti dalla tua potenza, assumano con generosità gli impegni della vita cristiana. Fatti degni dell'adozione a figli, gustino la gioia di rinascere e vivere nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Fratelli e sorelle carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio, Padre Onnipotente, perché benedica e santifichi quest'olio misto a profumo e coloro che ne riceveranno l'unzione siano interiormente consacrati e resi partecipi della missione di Cristo Redentore. O Dio, fonte prima di ogni vita e autore di ogni crescita nello Spirito, accogli il gioioso canto di lode che la Chiesa ti innalza con la nostra voce. Tu in principio facesti spuntare dalla terra alberi fruttiferi e tra questi l'olivo, perché dall'olio fluente venisse a noi il dono del crisma. Il profeta Davide, misticamente presago dei sacramenti futuri, cantò quest'olio che fa splendere di gioia il nostro volto. Dopo il diluvio, lavacro espiatore dell'iniquità del mondo,
La colomba portò il ramoscello d'olivo, simbolo dei beni messianici, e annunziò che sulla terra era tornata la pace. Nella pienezza dei tempi si sono avverate le figure antiche, quando, distrutti i peccati nelle acque del battesimo, l'unzione dell'olio ha fatto riapparire sul volto dell'uomo la tua luce gioiosa. Mosè, tuo servo, per tua volontà purificò con l'acqua il fratello Aronne e con la santa unzione lo consacrò sacerdote. Il valore di tutti questi segni si rivelò pienamente in Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Quando egli chiese il battesimo a Giovanni nelle acque del fiume Giordano, allora tu hai mandato dal cielo in forma di colomba lo Spirito Santo e hai testimoniato con la tua stessa voce che in lui, tuo Figlio unigenito, dimora tutta la tua compiacenza. Su di lui, a preferenza di tutti gli altri uomini, hai effuso l'olio di esultanza, profeticamente cantato da Davide. Tutti i concelebranti stendono ora la mano destra verso il crisma, fino al termine della preghiera. Ora ti preghiamo, Padre, santifica con la tua benedizione quest'olio, dono della tua provvidenza. Impregnalo della forza del tuo Spirito e della potenza che emana dal Cristo, dal cui santo nome è chiamato Crisma, l'olio che consacra i sacerdoti, i re, i profeti e i martiri. Confermalo come segno sacramentale di salvezza e vita perfetta per i tuoi figli, rinnovati nel lavacro spirituale del battesimo. Questa unzione li penetri e li santifichi, perché liberi dalla nativa corruzione e consacrati tempio della tua gloria, spandano il profumo di una vita santa. Si compia in essi il disegno del tuo amore e la loro vita integra e pura sia in tutto conforme alla grande dignità che li riveste come re, sacerdoti e profeti. Quest'olio sia crisma di salvezza per tutti i rinati dall'acqua e dallo Spirito Santo, li renda partecipi della vita eterna e commensali al banchetto della tua gloria, per Cristo nostro Signore. Acclamiamo al crisma e agli altri oli oggi benedetti, unendo le nostre voci nel canto. Sempre acclamerò.
Eccellenza Reverendissima, oggi il cuore della diocesi di Vittorio Veneto è davvero colmo di gioia profonda e intensa. È vero che ogni giorno abbiamo motivi per essere contenti di Dio e dei Suoi doni, ma in questi giorni l'aria è particolarmente densa e lo Spirito Santo è desto. In questa settimana saremo toccati dal mistero della Pasqua del Signore Gesù Cristo, mistero decisivo per le nostre vite e per la storia. E questa mattina, anche per la sua preghiera, di nuovo siamo stati rallegrati dall'unzione dello Spirito Santo. L'olio di santificazione e di consacrazione è sceso per tutti e ha unto quanti sono assetati di salvezza e di misericordia. Così tutta la casa di Dio è avvolta e impreziosita di questo profumo. E qui è la sorgente della vera gioia, l'unzione dello Spirito. Le auguriamo che questa gioia pervada il suo animo di pastore e renda profumati di Cristo il suo insegnamento, i gesti e le parole con cui si farà vicino a tutti e a ciascuno, l'obbedienza che ci chiederà per il bene della Chiesa. Questa parte del popolo di Dio che la provvidenza le ha affidato, le chiede oggi di essere aiutata a diventare popolo sacerdotale, capace cioè di fare della propria vita un dono d'amore al Padre, ai fratelli, con Gesù, nella gioia dell'Eucaristia. La sete di Cristo sulla croce è sete di una umanità riconciliata, perdonata, riunita nella pace. Ci aiuti ad essere segno di questa nuova umanità. E noi presbiteri, che di questo popolo sacerdotale siamo membri eletti e servi premurosi, le chiediamo di aiutarci ad essere preti aperti alla novità dello Spirito, freschi nei sentimenti, limpidi nelle intenzioni, veri nelle parole, coraggiosi nell'animo. Non mancano fatiche e debolezze, ma posso dire, certo di non sbagliarmi, che siamo un buon presbiterio. Ci aiuti ad essere uniti nell'unica cosa che conta, rinnovare nel nome di Cristo il sacrificio redentore e preparare ai figli di Dio il convito pasquale, come poco fa abbiamo pregato nel prefazio. Per questa strada diventeremo con tutti i fratelli e le sorelle ciò che desideriamo, essere pescatori di uomini. Eccellenza, grazie per la cura che ha e che avrà per i suoi preti. Siamo i suoi preti. Ci aiuti a coltivare una profonda vita spirituale, ad essere fedeli alle promesse che anche questa mattina abbiamo rinnovato, a confidare sempre nella fedeltà e nella misericordia del Padre. Da parte di tutta la diocesi, in particolare del suo presbiterio e della comunità diaconale, tanti e tanti auguri per una Santa Pasqua di risurrezione. Grazie a Monsignor Gianluigi per questi auguri, insieme impegnativi e incoraggianti. È vero, posso dire, dopo 11 mesi che mi trovo bene, anche perché sento che siamo uniti in un bel e buon presbiterio. Quindi ringrazio tutti voi, ringrazio i diaconi, la comunità diaconale, ringrazio le persone che vivono una speciale consacrazione, i giovani, tutti voi che qui rappresentate quel popolo che è chiamato a portare il profumo di Cristo in questo mondo.
Gli auguri della buona Pasqua li ho fatti tramite l'azione, quindi ecco, invito a leggere l'azione anche. Saluto anche le persone che ci seguono tramite la Tenda TV, Radio Palazzo Carli. Ecco, viviamo, entriamo nella Pasqua con il desiderio di incontrare Gesù, il risorto. Il Signore sia con voi. Inizia questa sera il triduo pasquale del Signore morto, sepolto e risorto. Si ricorda che durante la processione iniziale della Messa in Cena Domini di questa sera, le ampolle con gli oli santi dovranno essere presentate alla comunità. Esse verranno deposte sulla mensa e incensate, prima di riporle nel luogo loro riservato. Colui che presiede richiamerà ai presenti il rito della benedizione compiuto questa mattina dal Vescovo. Al termine della celebrazione, nell'atrio storico del seminario, i seminaristi distribuiranno i libretti di maggio a quanti li hanno prenotati. Saranno poi a disposizione di tutti in parrocchia e presso la libreria del seminario. Sia benedetto il nome del Signore. ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Missa est. Angeli del Signore,